10 anni dopo la figlia è morta per una forma tumorale anche Rita Benini, la mamma di Eleonora Bottaro, la diciottenne di Bagnoli di Sopra, stroncata nell'agosto del 2016 da una forma di leucemia linfoblastica che i suoi genitori rifiutarono di far curare con chemio e radioterapia. Come per la figlia, anche mamma Rita ha rifiutato la terapia. Nel 2023, insieme al marito Lino Bottaro, era stata condannata a 2 anni con la condizionale per omicidio colposo per la morte della figlia Eleonora, perché si rifiutarono di sottoporla alle cure che avrebbero potuto salvarle la vita. Secondo i medici della pediatria di Padova, infatti, se Eleonora si fosse sottoposta alla chemioterapia avrebbe avuto l'80% di possibilità di guarire. I genitori però erano e sono tutt'oggi sostenitori del metodo Hammer, medico tedesco radiato dall'albo, secondo quale i tumori sono frutto di conflitti psichici che vanno curati con la vitamina C e sedute di psicoterapia. Rita e il marito Lino hanno sempre detto di aver assecondato la volontà della figlia, ma la lunga battaglia legale intentata dai medici li ha riconosciuti colpevoli. Rita Benini, 10 anni dopo, è morta anche lei per una forma tumorale. Si era sottoposta ad un intervento chirurgico alla lingua, ma poi non ha voluto continuare con la chemio. Una famiglia segnata dal lutto. Nel 2013 la morte per aneurisma del primo figlio a soli 22 anni, poi la malattia di Eleonora che per i genitori si scatenò proprio a seguito di questo dolore. Ora quella di mamma Rita. I funerali verranno celebrati a Bagnoli di Sopra lunedì prossimo.